Buongiorno, siamo in Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone, il comune di Andreis, nella frazione di Prapiero. Ecco, abbiamo incontrato una piccolissima ancona o capitello che si trova in questo centro abitato su una collinetta in mezzo ad un boschetto. Ecco, vediamo il contesto, un bosco di noccioli e di altri alberi. E qui abbiamo una panchina, un'altra panchina, un punto di sosta, un grande albero che fiancheggia l'Ancona, che porta la data del 1934. La cosa interessante è che l'ingresso di questa Ancona originariamente era preceduto da gradini in pietra calcarea. Avviciniamoci. Ecco la facciata, il coronamento con una lapide che indica l'anno 1934, la croce sommitale. All'interno l'edicola è molto piccola, ma veramente piena, piena, piena di oggetti, di simboli che testimoniano la devozione. La statua della Madonna, l'altarino pieno di fiori con numerosi crocifissi. Ecco, vediamo anche la finestra laterale con fiori e tendine. Stessa cosa anche l'altra finestra, un inginocchiatoio in legno con scritto Ave Maria, simboli, crocifissi, le candele, un pavimento molto semplice del tipo alla veneziana con inciso il nome Ave Maria. Ecco, vediamo l'immagine, la volta intonacata, bianca, semplicissima, una cappelletta veramente molto curata, anche perché nei dintorni abbiamo un centro abitato, non abitato stabilmente, comunque una delle antichi villaggi intorno ad Andreis. Ecco, questa è la panchina, un punto di sosta davvero e di meditazione in questo cammino.